Prima di Bollino Rossi, Raffaele Padrone, lei è vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Ha 2 minuti per raccontarci cosa ne pensa di quanto è avvenuto a Roma e qual è la posizione del sindacato. Beh, la posizione del sindacato è chiara, che è a difesa di quel funzionario nel momento in cui, visto che è stata aperta un'inchiesta, la questura e il questore di Roma ci darà il resoconto di quello della loro indagine. Il problema invece, vedo che è stato toccato anche dagli ospiti che mi hanno preceduto, è perché sono stati fatti entrare, quanti sono stati fatti entrare, ma soprattutto, visto che il prefetto, perché lei dice chi ha dato l'ordine, ma l'ordine dello sgombero lo dà chi? Il prefetto. Quindi il prefetto invece di Roma mi deve dire quei 130 milioni di una delibera presentata ancora quando c'era l'attuale capo della polizia, insieme a Tronche, avevano instaurato e deliberato 130 milioni per questi soggetti, per questa attività. Allora si dà l'ordine cosa? Di andare a sgomberare delle persone, benissimo, violente, è stata risposta, Tronca, esatto, con Gabrielli prefetto, 130 milioni. Bene. Ci danno l'ordine, siamo esecutori, ci danno l'ordine, questi ci tirano le bombole di gas. Allora gli idranti pronti per l'intervento che sono stati utilizzati anche fuori da un contesto di un eventuale incendio. La frase detta, direttore, parliamoci chiaro, forse il 98-99% dei poliziotti la potrebbe pensare e scappa, ma siamo pronti? Io sento delle frasi dette anche da operai che magari votano a sinistra contro l'extracomunitario, che magari non prende la pala come vorrebbe lui, ma parolacce ne ho sentite, ma di tutto e di più. Ma adesso la foglia di fico la mettiamo per la polizia, no? Certo. Questo è il problema. Allora io vorrei che qualcuno, magari anche di qualche alto funzionario, andasse col casco a fare l'ordine pubblico in piazza e a capire. Si lavano le mani, no? Chiaro, adesso magari il funzionario indagato e il funzionario paga per un discorso politico. Questo è il problema. Li avete fatti entrare? Quanti ne avete fatti entrare? Ci ordinate lo sgombero. Per andare dove? Scusi, direttore. Scusi, a Letoggi. È lo stesso funzionario che 3 anni fa in via agli operai ma se gli operai della Thyssen entrano in una strada dove non sono autorizzati, è ovvio che è l'obbligo morale di attaccare chiunque sia quel funzionario, perché se l'altra volta si è comportato così è perché avevano superato la linea rossa. Siamo sempre lì, direttore. In Italia chi deve pagare non è, ripeto, chi ha dato l'ordine o chi ha organizzato questo sgombero, per mandarli dove, mi scusi? Se non fossero successi incidenti. Infatti cosa hanno fatto 3 minuti dopo? Hanno occupato le vie adiacenti alla stazione. Traffico in tilt a Roma. Allora, il problema, li vuoi mandare via da piazza 20 settembre? Benissimo, ma devi già predisporre dove mandarli. Questo è il problema di una città come Roma, come è andata a finire. E come diceva prima il consigliere De Anna e il consigliere regionale Ciriani, non sarà la prima e l'ultima volta. È a Pordenone, presto. Raffaele Padrone, grazie, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Sull'argomento interviene anche